Benvenuti, oggi è lunedì 7 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.03. La luna sorge alle 16.02 e cala a mezzanotte e 50. Oggi si celebra San Gaetano. Il nome Gaetano ha origine latina e significa nativo di Gaeta. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il giallo, la pietra il topazio e il metallo il ferro. Potreste conoscerla solo come un ingrediente indispensabile per la panna cotta, ma la sua versatilità va ben oltre la pasticceria. Sapevate che la colla di pesce viene utilizzata anche per la chiarificazione del vino bianco e della birra? Ma non finisce qui, perché questa gelatina trova applicazioni anche al di fuori del settore alimentare. L'industria farmaceutica la impiega nella produzione di pastiglie, capsule molli e preparati vitaminici. Sono 48 le candeline per l'attrice Charlize Theron. Si fa conoscere in Italia negli anni 90 col celebre spot realizzato per la Martini. Sul grande schermo è nel cast di L'Avvocato del Diavolo, al fianco di Al Pacino e Keanu Reeves. Da qui in poi ottiene ruoli da protagonista. Nel 2003 per recitare nel film Monster si presenta ingrassata di 15 kg e trasformata nell'aspetto. Un ruolo che le vale l'Oscar come miglior attrice. Festeggia 67 anni Gerry Scotti, muove i primi passi in radio diventando speaker a Radio DJ e con la stessa emittente approda in TV come presentatore di DJ Television, programma delle reti Mediaset. Gli anni 90 lo lanciano come conduttore di quiz e show televisivi, al punto che Mike Bongiorno lo indica come suo erede. Tra le trasmissioni di successo, Chi vuole essere milionario, Passaparola e La corrida. Infine oggi compie 61 anni Sabino Alberto Di Molfetta, meglio noto come Albertino, disc jockey e conduttore di programmi radiofonici e televisivi. Fratello del DJ Linus, con lui diventa volto storico di Radio DJ dal 1984, quando Claudio Cecchetto lo chiama a condurre DJ Time. Uno dei cold case più famosi del nostro paese, l'assassinio della segretaria di Via Poma. Tutto accade il 7 agosto del 1990, quando Simonetta Cesaroni, una giovane di soli 21 anni, fu trovata senza vita nello studio in cui lavorava a Roma. Le indagini portarono i sospetti sul portiere Pietrino Banacore e su Federico Valle, nipote di un architetto residente nello stesso edificio. Ma entrambi furono scagionati dalle accuse. La luce si spostò poi sul fidanzato di Simonetta, Raniero Busco, che fu accusato di aver commesso l'omicidio. Tuttavia anche questa pista si rivelò un vicolo cieco, lasciando il mistero intatto. I cani sognano proprio come noi. A volte il cane, che dorme, muove le zampe e le orecchie oppure si lamenta. Questo perché il cervello canino durante il sonno ha un comportamento simile a quello umano e appunto sogna. Quando dorme, se inizia a muovere le zampe come se corresse, è perché sogna situazioni legate alla vita quotidiana. Diamo ascolto alle parole di Marco Amato e scopriamo cosa ci riserva oggi l'oroscopo. Buongiorno ai 12 e buon inizio settimana. Apriamo la settimana con una luna che entra in Toro, congiungendosi a Giove e Urano, facendo esplodere di pulsioni positive e di imprevisti tutto lo zodiaco. Vediamo insieme. Ariete, la luna oggi vi abbandona e vi dà la possibilità, spostandosi nel vostro secondo campo, di vedere le cose in una prospettiva migliore, soprattutto dal punto di vista economico, facendo anche fronte a qualche piacevole imprevisto che il destino sempre a riservarvi. In bocca al lupo. Toro, la giornata di oggi vede uno dei vostri pianeti preferiti transitare nel vostro segno zodiacale. Oggi è una giornata ideale per gli incontri, per le espansioni, per decidere di un progetto immobiliare e per fare fronte a tutta una serie di imprevisti che ancora una volta magicamente riuscirete a risolvere con l'aiuto di una persona di famiglia. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto emotiva, ancora siamo su una scia di tensioni e la luna oggi vi aiuta a mettere sul calderone un'enorme quantità di materiali proprio perché è dietro di voi nel vostro ideale 12° campo, il serbatoio emotivo che lo zodiaco prevede come domificazione. Ottimi comunque le analisi che farete, non reiterate troppo e meno ripensamenti. Cancro, inarrestabili oggi
più che mai, visto che il periodo è fortemente trainato in avanti da un Marte e da un Mercurio positivi. Si aggiungono anche Luna, Giove e Urano. Che volete di più? Siete proprio inarrestabili, pronti a fare avverare tutti i vostri sogni d'amore e anche le ambizioni più sfrenate. Leone, la Luna oggi non è vostra amica e cercherà in tutti i modi di farvi un po' intendere male alcune frasi dette in ambito emotivo, ma anche lavorativo, se lavorate in squadra o se ci sono più elementi con cui dovrete avere a che fare. Probabilmente non vi sentite ancora gratificati abbastanza, ma lasciate stare il lavoro. Negli affetti invece lo stimolo è fortemente positivo per quello che riguarda passione e il ritrovarsi effettivamente con il partner. Vergine, giornata ottima oggi con una luna in trigono che promette anche di rafforzare i trigoni già positivi che ricevete da Giove e Urano. Marte e Mercurio scalpitanti, oggi molto istintuali, anche se un po' di competitività oggi potrebbe farvi saltare i nervi. Bilancia, la giornata di oggi un po' vi sottaceo, lunedì che desiderate solo si tramuti in una giornata di riposo e senza troppi scossoni. In serata qualche bella novità perché riceverete delle notizie da amici. Scorpione, giornata oggi che prevede la luna contro, non è propriamente un bell'inizio settimana per voi e soprattutto se avete delle pendenze legali, economiche o amministrative. Questa sarà una settimana in cui impiegherete tempo a sistemare delle cose illegali che riguardano la famiglia e il patrimonio. Sagittario, giornata oggi che vi abbandona dall'influsso lunare, quindi le insicurezze emotive che hanno un po' troneggiato ultimamente tornano a farsi di nuovo vive proprio perché la luna in Ariete vi aveva un pochino rafforzato. Oggi però dovrete stare attenti a prestare ascolto a persone di cui forse non avete attenzionato bene le parole o ciò che volevano veramente dire. Capricorno, giornata splendida oggi con una luna di trigono eccezionale. Arriva anche Giove e Urano, voglia di partire, di andare, ma sempre rispettando le abitudini. Che dire, stessa spiaggia, stesso mare, per dei tradizionalisti come voi sarebbe l'ideale. Acquario, nervosissima la luna in Toro per voi dopo una splendida luna piena che avete avuto, una super luna che avete avuto nei vostri gradi la settimana scorsa. Questa settimana la luna vi fa un po' i dispetti, quindi cercate di non essere troppo emotivi e soprattutto di lasciare nel passato alcuni piccoli fraintendimenti e cose o persone che non vi hanno portato molta fortuna. Pesci, giornata oggi molto favorevole proprio perché la luna, emozione, si associa a Saturno, dandovi una certa solidità nell'affrontare questioni emotive che in altri periodi della vostra vita sarebbero state un pochino più emozionanti da affrontare. Oggi siete molto padroni delle emozioni, è una buona notizia, può arrivare in serata. Buona giornata! Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Antenna Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di documentari e video. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai da qualche parte in sovraimpressione. Non lasciarti scappare questa incredibile opportunità. È il 7 agosto del 1955 e la Sony sconvolge il mercato lanciando la prima radiolina portatile, un vero gioiellino che può entrare comodamente in una tasca. Questo aggeggio rettangolare, dotato di una manopola per cambiare le frequenze, diventa subito il desiderio di migliaia di adolescenti in tutto il mondo. La libertà di ascoltare la musica ovunque si va diventa finalmente realtà. Chi di noi non ha mai vissuto una delusione in amore o in amicizia? A volte qualcuno ci chiede una seconda chance, promettendo di non ripetere gli stessi errori del passato. Ma attenzione, perché se finiamo per essere ingannati di nuovo, dobbiamo fare nostro il famoso proverbio inglese "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me". Tradotto significa: se mi inganni una volta, la colpa è tua. Se mi inganni 2 volte, la colpa è mia. Insomma, non permettiamo a nessuno di approfittare di noi. Mattinata sotto l'ombrellone? Non vi preoccupate, per recuperare i nostri programmi basta andare sul nostro canale YouTube. Su Sicilia Play troverete tutte le nostre produzioni.
Brunelleschi, l'architetto visionario, ha lasciato un'eredità senza paragoni nella storia dell'architettura. La sua opera, la spettacolare cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, vinse un concorso pubblico e i lavori iniziarono il 7 agosto del 1420, ma la sfida era titanica. Brunelleschi affrontò l'incredulità degli operai intimiditi dalle dimensioni gigantesche e dall'audacia del progetto. Ma lui non si arrese, anzi, inventò un geniale sistema di impalcature che consentiva agli operai di mangiare senza scendere a terra. Creò anche macchinari all'avanguardia, simile alle moderne gru, per sollevare i materiali. Alla fine Brunelleschi trovò eterno riposo proprio sotto la sua magnifica creazione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Mi raccomando, non mancate domani per una nuova puntata dell'Almanacco.